integrare immediatamente quel servizio che è un servizio minimo, anche perché continuiamo a parlare di sanità di territorio, del bisogno di essere a fianco ai cittadini, di fare in modo di diminuire gli accessi in ospedale. È questa la richiesta che la politica mette sul piatto per superare una volta per tutte le difficoltà legate al servizio di guardia medica di Schio, che sta soffrendo in modo molto forte la carenza di personale. A questo punto la domanda del portavoce del PD in Consiglio regionale è diretta proprio ai vertici dell'UL7 Pedemontana. Ma come possiamo pensare di diminuire l'accesso all'ospedale e quindi di mantenere una sanità forte sul territorio se non garantiamo questo tipo di servizi minimi? L'azienda sanitaria e la regione hanno già ribadito che il servizio non chiuderà, ma i timori dei sindaci e della popolazione vengono raccolti dall'opposizione in Consiglio regionale. Non è pensabile che non ci sia più la continuità assistenziale, la guardia medica in una città, in un territorio importante come quello di Schio. La sanità veneta è un'eccellenza, ne siamo sempre stati orgogliosi, per cui che un servizio fondamentale ma anche minimo come la guardia medica per un territorio che ha centinaia di migliaia di abitanti non può non essere garantito. Possamai sottolinea come 3 servizi di guardia medica per un territorio come quello dell'Alto Vicentino siano troppo pochi per garantire un'adeguata risposta alle esigenze della popolazione. Ecco quindi la proposta. Dovremmo pensare di aumentare i presidi sanitari, i presidi di continuità assistenziale in un territorio importante che da sempre ha una sanità d'eccellenza come l'Alto Vicentino.